Il fondo per i trasferimenti ordinari ai comuni siciliani crescerà nel 2026 di 30 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione Renato Schifani dopo l'incontro con la delegazione ANCI Sicilia guidata dal presidente Paolo Amente e dal segretario generale Mario Emanuele Alvano alla presenza dell'assessore all'economia Alessandro Dagnino, che si è tenuto ieri a Palazzo d'Orleans. Durante le ultime manovre il governo regionale dell'Ars ha manifestato interesse crescente verso i fabbisogni degli enti locali attraverso interventi ad hoc per gli extracosti dei rifiuti, per gli ASACOM e per altre linee di intervento specifiche. Adesso interveniamo aumentando il capitolo per il funzionamento ordinario degli enti, ha affermato il presidente Schifani. Dagnino aveva ricevuto i rappresentanti dei sindaci siciliani su incarico del governatore, che attualmente detiene le deleghe alle autonomie locali. L'incontro si è svolto in un clima di un confronto proficuo. I rappresentanti dei comuni hanno concordato con il governo un percorso di collaborazione articolato su 4 punti: l'istituzione del Consiglio regionale delle autonomie locali, la richiesta di un'apertura di un tavolo con lo Stato per il superamento della spesa storica del Fondo Autonomie Locali e dei limiti di assunzioni, il potenziamento degli stanziamenti ordinari da parte della Regione ai Comuni, il miglioramento delle performance di riscossione da parte degli enti locali. A quest'ultimo riguardo l'ANCI ha apprezzato le norme premiali promosse dal Governo nella legge di stabilità. Tra gli argomenti trattati anche l'aumento orario per gli ex precari part-time in servizio presso gli enti locali della Sicilia. Nel corso dell'incontro è stato anche evidenziato che la Regione nel 2025 ha destinato ai comuni complessivamente 700 milioni di euro, che arrivano in tutto a 800 milioni, con altre iniziative rivolte ai territori, raggiungendo la quasi totalità degli enti. Il governo regionale andrà quindi incontro alle richieste dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, al fine di potenziare le risorse che vengono destinate all'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli stessi enti. Saranno quindi stanziati 30 milioni di euro in più nel 2026 e si impegnerà per un ulteriore aumento dopo l'esito della parifica del rendiconto 2024. Un ulteriore stanziamento sarà reso permanente in seguito all'eventuale presenza di maggiori disponibilità nei fondi globali per il 2027. La Regione, conclude il presidente Schifani, è dalla parte degli enti locali e il confronto è stato utile per riattivare un percorso che vedrà coinvolti il governo regionale e l'ANCI Sicilia allo scopo di perorare le cause degli enti locali siciliani sui tavoli del Ministeri. Allo stesso tempo il governo ha confermato la propria disponibilità a fare la sua parte all'interno degli spazi finanziari che si determineranno in futuro.